sì, un'altra cosa che dimenticavo, mi hanno detto di dirvi che se volete vederli in televisione, domenica 11, cioè domenica prossima alle ore 9, su Tele Pordenone ci sarà una sintesi di questa celebrazione alle ore 9 su Tele Pordenone, canale 16, quindi potremo anche vederci in TV. Vorremmo capire tantissime cose, soprattutto questo mistero grande che Ecco, vivremo questa prima Santa Messa dell'ammalato di quest'anno. Ecco, anche alle persone ammalate o che hanno problemi comunque di salute, ecco, che hanno fatto parte anche del primo del santuario. Padre Antonello, ecco, che era della comunità delle sorelle, che ha celebrato tante volte qui, sta aspettando di essere operato. Padre Lorenzo ha anche i suoi problemi, padre Saveriano, padre Luigi Talotti, ecco, che adesso in Francia, che era dei padri oblati, hanno dei loro problemi, quindi è venuto a lavorare anche per loro in questa giornata. Poi fungeva come da direttore del Consiglio Pastorale, ecco, c'è anche lui i suoi problemi. Ecco, allora il pensiero rivolto evidentemente a tutti i nostri parenti, amici, amanti, famiglia che non abbia qualche persona, vero, che abbia i suoi problemi anche fisici. Ecco, in questa esperienza che dura già da diversi anni, ancora solo, non lo so, comunque speriamo che sta
stato l'arcivescovo Monsignor Battisti a darci un po' l'input alla celebrazione, quando appunto venendo su, quando era in vita evidentemente, si era espresso in questi termini: auguro che Lourdes, che Porcius diventi una piccola Lourdes, piccola. Questa frase dell'arcivescovo ci aveva fatto questa proposta di ricordarci degli ammalati, come avviene appunto in maniera solenne lì a Lourdes, ecco, 3 volte all'anno, non una domenica di giugno, una domenica di luglio e una domenica di agosto. Ecco, oggi noi celebriamo appunto la prima messa di quest'anno, che dicevo rivolto a tutti i nostri parenti e amici che abbiano problemi di salute, e i nostri amici appunto che hanno fatto parte di questo primo consiglio pastorale, lavorato appunto già fin dall'inizio, ecco, degli anni 2002 in pratica, da quando si è cominciato un po' a vivere questa bella esperienza di Porcius. Celebra allora Don Giuseppe, presiede Don Giuseppe Dus, che è nativo appunto di Porcius, e anche lui ha lavorato tanto tempo. Allora iniziamo con il canto 2, Il tuo popolo in cammino. Il tuo popolo in cammino, Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore e il conforto dello Spirito Santo siano con tutti voi. Prima di celebrare l'Eucaristia, chiediamo perdono al Signore di tutti i nostri peccati. A Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto quei pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa. Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi fratelli di pregare per me. Dio abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria in
uomini da Dio amato, ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo per la tua gloria immensa. Re del cielo, Dio Padre potente, Signore, agnello di Dio, figlio del Padre, del mondo, abbi pietà di noi, che togli i peccati del mondo, accogli. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà. Solo Santo, tu solo, Signore, tu solo l'Altissimo del Cristo, lo Spirito Santo, nella gloria. Preghiamo, Signore, mirabile sacramento dell'Eucaristia, ci hai lasciato il memoriale del che adoriamo con viva fede il santo del corpo e del tuo sangue, i benefici della redenzione. Tu sei Dio e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Deuteronomio. E parlò al popolo dicendo: ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per provarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha spirito di manna che tu non conoscevi e i tuoi avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata d'acqua, che ha fatto sgorgare per te acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri. Parola di Dio. Vediamo. Loda il Signore, Gerusalemme. Celebra il Signore, Gerusalemme. Loda il Dio, Sion, perché ha rinforzato gli sbarchi delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio, la tua parola corre veloce. Annuncia a Giacobbe la tua parola, i suoi decreti, i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti. Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse il corpo di Cristo? Poiché vi è un
solo pane. Noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti infatti partecipiamo all'unico pane. Dio. Andiamo. Io sono il pane vivo disceso dal cielo, dice il Signore. Se uno mangia di questo pane, vive in eterno. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: io sono il pane disceso dal cielo. Se uno mangia questo pane vivrà in eterno. Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora si misero a discutere aspramente fra loro. Come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato e io vivo per il Padre, così anche chi mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri la manna e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore. Poveri noi. Vabbè, dai. Allora, mi frulla per la testa, per il cervello, un pensiero così simpatico che non vi dico. Cioè, penso, rifletto, dico, la Madonna è venuta a cercarci, è venuta a trovarci, parole, soldoni. Quindi è giusto che anche noi ci ricordiamo che anche noi andiamo a trovarla, ad incontrarla. Dunque, ecco, il nostro amore, direi la nostra fede, la nostra devozione, non solo, anche, confessiamolo, anche il nostro interesse, anche il nostro bisogno, la nostra necessità, ci ha fatti venire qui oggi, incontrarci con la nostra Mamma Celeste. Noi, nonostante la nostra buona intenzione, buona volontà, però in questa circostanza andiamo a rischio di sbagliare, di fare un errore. Cioè, si tratta del male, si tratta della salute. Sono beni che ci interessano poco, per cui possono prendere
sopravvento su tutto il resto, sulla preghiera, sulla devozione, poi a subentrare l'errore dell'egoismo, del calcolo, della preghiera, solo richiesta. E se la preghiera sta così non è più preghiera, ed è chiaro che se la preghiera non è ben fatta, se la preghiera non è ben fatta non può ottenere nessun risultato. E allora io invece insisto nel dirvi che ogni preghiera un risultato lo ottiene sicuramente. Non ottiene tutti quello che noi pretendiamo o chiediamo, ma un risultato c'è sicuro. Se io prego, ma per forza di cose, se io ho devozione per la Madonna, ma per forza di cose vuol dire che non la dimentico, vuol dire che non la abbandono. Ma questo è bello, questo è importante, è una grande cosa. Sapere anche che non sono scarso, che non sono abbandonato. Nella preghiera, torno a dire, insisto nel dire che alle volte sbagliamo perché noi cerchiamo il dono, cerchiamo la grazia, cerchiamo il miracolo. E ci dimentichiamo e trascuriamo il donatore. Il dono prende il sopravvento e dimentichiamo quello che è più importante, il donatore. E nel dimentichiamo la donatrice. Bisogna che preghiamo abbandonandoci, rifacendo ricorso alla devozione, alla fiducia, alla fede. E a proposito di doni e di donatore, oggi è la festa del Corpus Domini, il corpo del Signore. Qui anche noi celebriamo, ricordiamo il donatore che ci dà se stesso, che ci dà tutto se stesso. E allora dobbiamo tenere presente questo pensiero e realmente sgorga dal nostro cuore il ringraziamento e la corrispondenza. Credo in un solo Dio. Nato dal prima di tutti i secoli, Dio da Dio vero, generale, nella stessa sostanza del Padre, per la nostra salvezza di cielo e però si è incarnato nel seno della Vergine Maria, fu crocifìsso per noi
e sempre con grande amore, con grande fede, con grande speranza, con grande devozione presentiamo al Signore, presentiamo alla volta le nostre preghiere e le nostre richieste. Diciamo insieme, donaci il tuo pane, Signore. Signore Gesù, che hai voluto rimanere in mezzo di vita e nel calice della assisti la tua Chiesa e confermala nell'unità del tuo Spirito. Preghiamo. Svegli, dona alla nostra società politici e amministratori cristiani che comunicando all'Eucaristia esprimano nella vita ciò che celebrano, praticando la giustizia e la carità. Preghiamo. Donaci pane. Signore Gesù, che sei vicino ai poveri e ai malati, benedici le persone impegnate nel servizio del prossimo, sostienile nella fatica e dona loro la gioia di scoprire la sorgente dell'amore senza limiti. Preghiamo. Donaci il tuo pane, Signore. Signore Gesù, che vivi nella nostra comunità, donaci di te sempre il nutrimento eucaristico per assaporarne la divina vita e diventare per essa dono per il donaci il tuo pane, Signore. O Vergine Santa, tu apparisti alla piccola Teresa Giusto di 1 anno che ha conosciuto un terribile morbo, il colera, che ha ucciso milioni di tuoi in tutta l'Europa. Anche gli abitanti del paese di Porcios hanno pianto la morte di alcuni loro parenti compaesani, invocando la tua materna. Tu li hai ascoltati, liberandoli da quel terribile male, ed essi riconoscenti ti hanno invocata Madre amorevole. Come segno del loro perenne grazie, ci hanno lasciato una tua dolce immagine, chiamati Salus Infirmorum, salute del che noi, guardando il dolce tuo volto e quello del tuo amatissimo Figlio, nostro Signore, ti chiediamo con fiducia e con speranza, liberaci dai tanti mali morali e spirituali che la nostra fede, ma proteggici anche dai tanti mali fisici, dalle tante malattie, dal coronavirus che minacciano la nostra vita e quella dei nostri familiari e comunità. Donaci la tua filiale per volere del tuo Padre, sì da poter dire sempre come te, si compie in noi, o Signore, la tua santa volontà. E così sia. Alla pagina 22, detto 6. Benedetto sei tu, frutto della vera dell'amore dell'uomo, dopo le sentiamo a te perché diventi un cibo di vita eterna.
il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Concedi benigno alla tua Chiesa, o Padre, doni dell'unità e della pace, misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo per il nostro Signore. Il Signore sia in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente e misericordioso, per Cristo nostro Signore, sacerdote ed eterno. Egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primissima di salvezza, e comandò a noi di perpetuare l'offerta in il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza, il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci rende da ogni colpa. Questo mistero del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santificatore con la fusione del tuo Spirito, che diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, prendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo, ti offriamo il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, che Chiesa di Cristo della terra, ti riunite nel giorno di cena della festa del corpo di Cristo. Rendila perfetta nell'amore anche il nostro Padre Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, tutto l'ordine sacerdotale di Pietro. Ricordati, fratelli e sorelle, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, anche di Don Cristo e di tutti i defunti che ci affidano la tua presenza. Ammettili a godere tutti la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i santi patroni, San Giovanni Battista, Santa Lucia e i santi penitenti di tuo gradito. E in Cristo tuo Figlio canteremo la sua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nel ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia chiamato. Dacci oggi e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Diamoci con gioia un segno di pace. Pace a te, amore caro. Agnello di Dio, che tolga il peccato del mondo, aiuti e salvi il mondo. Agnello di Dio, che tolga il peccato del mondo. Agnello di Dio, che tolga il peccato del mondo. Beati invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
pagina 35, credo in te, Signore. Come a Lourdes, il sacerdote benedice gli ammalati del Santissimo Sacramento, che noi vogliamo in semplicità dare e benedire per tutti gli ammalati che conosciamo in casa nostra, degli altri, gli amici. Il sacerdote passerà appunto il corridoio benedicendo ognuno di noi con l'intenzione di benedire appunto tutti i nostri amici. Preghiamo. Donaci, Signore, di godere pienamente della tua vita divina nel convito eterno che ci fai pregustare in questo sacramento del tuo corpo e del tuo sangue. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Accompagniamo la benedizione del Santissimo Sacramento alla Santo Angelingua alla pagina 140. Angelingua glorio
Panem de cielo disti eis omnibus. Preghiamo, Signore Gesù Cristo, che nel mirabile momento dell'Eucaristia hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo santissimo cuore.
benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetta la Gran Madre di Dio Maria, benedetta la sua santa ed immacolata concezione, benedetta la sua gloriosa assunzione, benedetto il nome di Maria Vergine Madre, benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo, benedetto il Dio degli angeli e dei suoi santi. Il Signore che faccio presente che il prossimo appuntamento dagli amanti 9 luglio con pizzico di nazionalità, nel senso che sarà presieduta da Donna Ismar Borgia, sacerdote sloveno di Nova Gorica, e dovrebbe essere anche un coro quindi la nostra semplicità. La terza mente della malata il 13 agosto è venuta da un cappellano dell'ospedale. Il Signore sia con voi. Benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, nel nome del Signore andiamo in pace. Ma prima di andare in pace, tragitto della Madonna e della veggente. Seguite Con me. Dove appunto le ha detto la seconda e terza apparizione, dove la Madonna ha insegnato la sua Teresa, il segno della croce.